Concluso il progetto Mind the Gap per prevenire le patologie legate all'azzardo. Incontrati centinaia di studenti che sono stati sensibilizzati sull'uso del denaro e i rischi della dipendenza da gioco. Messa in sicurezza del territorio, a Mezzanico in partenza un intervento di consolidamento del versante della strada di Bocco Sacchetto, iniziata anche la pulizia dei rivi e dei torrenti. Domenica pomeriggio la consegna del mandato ai catechisti della diocesi, l'appuntamento alle 15:30 in cattedrale a Chiavari. L'invito di quest'anno: date voi stessi da mangiare. Ripartiti i corsi serali all'Istituto in memoria dei morti per la patria di Chiavari, lezioni dalle 17:30 alle 21 per ottenere il diploma di geometra o quello di ragioniere, una trentina ad oggi gli iscritti. Settimana europea della mobilità sostenibile, la FIAB Tigullio Vivi in Bici propone una giornata dedicata ai temi del clima e della salute. Una festa medievale articolata su 2 giorni a Prato Supra la Croce di Borzonasca, che nasce dall'intenzione di salvaguardare e valorizzare la chiesa di San Martino di Licciorno. Buonasera ai telespettatori di Tigullio Oggi. Il gioco d'azzardo, del rischio che questo confronta nelle giovani generazioni. Se ne è parlato questa mattina all'auditorium di Lavagna, un incontro tenuto dall'agenzia torinese Taxi 1729 e rivolto appunto alle giovani generazioni. Lo scopo: spiegare da un punto di vista matematico quali siano le reali probabilità di vincita nei più comuni gioco d'azzardo. Il progetto Mind the Gap è stato portato avanti dal Consorzio Tassano, il Sentiero di Arianna e il Pellicano Verde. Vediamo. Mind the GAP significa letteralmente prendere coscienza di cosa sia il gioco d'azzardo patologico, per consentire chi ne è affetto di uscirne e per gli altri il sensibilizzare ad un uso consapevole del denaro e all'illusione che sta dietro la possibilità di una vincita. Il progetto si è svolto in 2 fasi principali, la prima con i coordinatori e capigruppo del Consorzio Tassano, per permettere loro di svolgere anche un'azione di tutoraggio su colleghi, soci e familiari. La seconda, portata avanti nelle scuole medie ed elementari con laboratori per far riflettere i ragazzi sui problemi legati al gioco e sulle insidie che non sempre sono immediatamente riconoscibili. È importante lavorare con i ragazzi anche in giovane età, perché comunque il trend così in generale del gioco d'azzardo, anche se non sembra, si sta abbassando sempre più come età. Basti pensare ai giochi che sono quasi tutti giochi accessibili, come quelli delle console, della Xbox, PlayStation, o quelli sul telefono che maneggiano sostanzialmente tutti, sono praticamente basati sul free to play, quindi i ragazzi hanno dei giochi che sono gratuiti, ma i personaggi che utilizzano hanno delle competenze basi che poi vanno aumentate per finire il gioco in modo più semplice, con l'acquisto di piccoli skill, o che possono anche essere estetiche per esempio, che comunque hanno un costo e quindi poi quando si sfocia nell'eccesso poi diventa appunto un problema. Oltre ai danni più dal punto di vista comunque economico-materiale, quali sono i danni psicologici a lungo termine che può portare una dipendenza da gioco d'azzardo? I danni si verificano a livello psicologico per la persona, che può andare in depressione, può soffrire di stati d'ansia, ma non solo, perché è un problema che ammala un po' tutta la famiglia. Oltre a incidere in modo negativo sul lavoro, incide in modo negativo sui rapporti che la persona ha. La politica amministrativa in vista dell'arrivo delle piogge autunnali, il primo passaggio perturbato serio è previsto già per la prossima domenica. Il Comune di Mezzanico sta portando avanti in questi giorni interventi di pulizia dei corsi d'acqua di propria competenza. Nel frattempo, grazie al finanziamento di 210.000 euro proveniente dai fondi per l'alluvione del 2018, sta per partire un intervento di consolidamento di alcuni versanti frenati sulla strada per Bocco Sacchetto. Abbiamo fatto il punto. Un progetto di ingegneria ambientale per consolidare il versante franato e ripristinare così una viabilità interrotta dal 2014. È quello che sta preparando il Comune di Mezzanico per la strada di Bocco Sacchetto, in località Campocasone. Diversi i danni che gli eventi alluvionali degli ultimi anni hanno inferto a questa strada di collegamento. Grazie ai fondi della Regione, ultimi 210.000 euro erogati per il maltempo del 2018, a breve potrà partire anche un altro intervento di consolidamento strutturale. Verrà eseguita una soletta
su Micropari, in località Gandolfi, e un altro intervento sempre con un cordolo su Micropari, sempre nella stessa località. Nel frattempo è stata risolta l'ultima situazione critica risalente all'alluvione del 2014 che negli ultimi anni costringeva alcuni residenti ad abbandonare la propria abitazione in caso di allerta meteo. Siamo riusciti, grazie a un finanziamento della Regione, a bonificare lo sbarramento che si era creato nel fiume in località Ferrea, che costringeva in caso di allerta meteo arancione e rossa l'evacuazione delle abitazioni alla confluenza tra il torrente Mezzanego e lo Sturla. I lavori sono terminati e questo ha permesso di revocare l'ordinanza di sgombero in caso di emergenza. In vista dell'arrivo delle piogge autunnali, infine il Comune di Mezzanico sta effettuando interventi di pulizia dei corsi d'acqua di propria competenza. In questo caso le risorse a disposizione ammontano a 10.000 euro, proventi dei fondi regionali demaniali. Un taglio di vegetazione sull'asta principale del torrente Sturla e alcuni ri laterali a partire da Rio de Leone, che attraversa anche il centro di Mezzanico. L'obiettivo è quello, con questo intervento, di mitigare il rischio di possibili, in caso di forti temporali, di possibili straripamenti di questi rii. Prenderà il via mercoledì il quinto lotto di lavori in via di Landea, strada di cornice nella zona collinare di Rapallo. Il progetto prevede opere di consolidamento e ampliamento della sede stradale attraverso la realizzazione di una soletta a sbalzo a valle. La carreggiata avrà quindi larghezza di 5,5 metri. Particolare cura verrà riservata ai sottoservizi, compreso l'adeguamento dei tombini presenti sul piano. Nel tratto stradale interessato dagli interventi verrà istituito un senso unico di marcia alternato, prevista anche la collocazione dell'impianto di pubblica illuminazione. Il costo complessivo dei lavori ammonta a 390.000 euro e saranno eseguiti dalla ditta Ecofon di Genova. Si è riunito questa mattina a Seste Levante il tavolo per il turismo, realtà che coinvolge sindaci e delegati alle politiche turistiche dei comuni del Tigullio per individuare strategie sinergiche con l'obiettivo di incrementare le presenze turistiche nel territorio. Si è parlato della partecipazione dei comuni del Tigullio alla TTG, la Fiera del Turismo di Rimini, ma anche della realizzazione di un calendario condiviso degli eventi, la creazione di un'area comprensoriale, il potenziamento del sistema di trasporto pubblico locale e l'individuazione di una quota dell'imposta di soggiorno da destinare a tali iniziative. L'intento è anche quello di sollecitare la Regione Liguria per l'attivazione di bandi destinati alla riqualificazione di strutture turistiche. Ed è fissata per domani alle 10:30, sempre a Seste Levante, l'inaugurazione dei nuovi spazi ampliati e rinnovati del centro cottura della mensa comunale di via Lombardia. Il centro si trova all'interno del plesso scolastico Giovanni XXIII, è stato rinnovato nell'ambito dell'appalto affidato a Stella Polare, società mista pubblico-privata che aveva già presentato il progetto di rinnovamento in sede di gara. L'obiettivo della ristrutturazione è stata una nuova distribuzione degli spazi interni e la riqualificazione di un'area per creare uno spazio per la preparazione delle verdure, un magazzino e una zona destinata alla sistemazione di celle frigorifere. L'investimento complessivo è pari a 150.000 euro. La cucina di via Lombardia produce ogni anno una media di 115.000 pasti. A Santo Stefano d'Aveto domani si terrà la cerimonia per l'intitolazione della caserma dei Carabinieri alla memoria di Albino Badinelli, il giovane carabiniere originario di Santo Stefano d'Aveto che venne ucciso il 2 settembre del 1944 per evitare il rastrellamento di 20 civili. La cerimonia avrà inizio alle 10:30. Sarà invece operativo dal 2 di ottobre a Chiavari, nella sede del giudice di pace, nel nuovo palazzo di giustizia, il mercoledì dal 9 alle 13, lo sportello informativo della messa alla prova. Cittadini, enti e avvocati potranno ricevere informazioni sulle procedure inerenti al progetto di messa alla prova, ovvero la possibilità di sospendere un procedimento penale sostituendolo con un percorso di riparazione che, se concluso positivamente, estingue il reato. Gli interessati avranno la possibilità di ricevere materiale informativo e consultarsi con operatori in grado di fornire indicazioni utili sull'attivazione di questo percorso.
Voltiamo pagina, date voi stessi da mangiare. Con questa frase di Gesù ai discepoli, il Vescovo invita tutti i catechisti della diocesi di Chiavari alla consegna annuale del mandato che si terrà domenica pomeriggio nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari a partire dalle 15:30. Un momento per ribadire la necessità per i catechisti della formazione personale e della cura della propria vita di fede. Vediamo. Si è capito da parte anche dei catechisti, dei parroci, che la catechesi in diocesi, l'annuncio del Vangelo è curato ed è responsabilità del Vescovo, e il Vescovo tramite i preti e tramite questo gesto del mandato affida il compito, il ministero, la responsabilità dei catechisti ad alcune persone. In questo si dà l'idea che la catechesi, fare il catechismo non è portare avanti un pallino, una cosa personale, ma è un mandato della Chiesa stessa, in questo caso del Vescovo diocesano, che vuole i catechisti come suoi primi collaboratori nell'annuncio del Vangelo. All'interno di questo mandato quali sono le cose più importanti da tenere a mente per i catechisti? Ma pensavamo quest'anno, intanto il titolo dice date voi stessi da mangiare, che è una frase di Gesù che prima di moltiplicare i pani lui usa verso gli apostoli perché si impegnino loro per primi, no? Come dire che anche l'annuncio del Vangelo non è una pappa pronta che cade dal cielo in maniera miracolistica o così scontata, ma è un impegno dove ognuno mette qualcosa e l'annuncio passa o non passa in base che ci sia la disponibilità dei discepoli a far riecheggiare la parola di Gesù. Ecco. Per quanto riguarda il percorso catechistico diocesano, a che punto siamo? Ma ormai il progetto catechistico un po' nelle parrocchie è abbastanza acquisito. In questo anno, già iniziato l'anno pastorale precedente, il Vescovo nella visita pastorale insieme all'ufficio catechistico un po' verifica nei vari ambiti della diocesi soprattutto il progetto catechistico, se è capito, se è applicato, se ci sono ancora delle osservazioni, delle difficoltà. Don Stefano Giupponi farà il suo ingresso nelle parrocchie di Moneglia domani pomeriggio alle 15. Don Stefano ha salutato la comunità dei San Giuseppe di Piani di Ri e si appresta a iniziare questo nuovo servizio pastorale che lo porterà a diventare parroco nelle comunità di Santa Croce, San Giorgio, San Saturnino e Santa Maria Assunta di Lemeglio. Don Giupponi, milanese di origine, nato nel 1965 e sacerdote dal 1991, riceverà il testimone da Don Massimiliano Pendola, che farà il suo ingresso nella parrocchia di Pila a Sesti Levante sabato 5 di ottobre. Entrano nel vivo i festeggiamenti in occasione della solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù nella parrocchia del Sacro Cuore di Santa Margherita a Moconesi. Questa sera alle 21 il concerto del Gounod Chorus diretto da Paolo Sperandio. Sabato alle 17:30 l'offerta dei fiori e la benedizione dei bambini. Alle 18 la messa celebrata da Don Mario Moltedo. Domenica mattina alle 10:30 la messa solenne sarà celebrata da Monsignor Alberto Tanasini. Nel pomeriggio alle 17:30 al Vespro la processione e la benedizione eucaristica presieduta da Don Paolo Gagliotti. E saranno svelate domenica pomeriggio le scoperte rese possibili dal restauro di 3 opere pittoriche custodite nella chiesa parrocchiale di San Michele di Pagana a Rapallo: Cristo alla colonna, San Pietro il Gallo e Adorazione dei Pastori. La presentazione dei dipinti restaurati avrà inizio alle 17:30 alla presenza del Vescovo di Chiavari, di Alessandra Cabella, storica dell'arte, e le restauratrici Maria Rosa Sambuceti e Giustina Adreveno. Alle 18:30 il Vescovo presiederà la celebrazione eucaristica, al termine della quale la comunità parrocchiale vivrà un momento molto atteso, l'inaugurazione e l'intitolazione del giardino della parrocchia, che diventerà luogo di aggregazione per attività pastorali e ricreative, aperto alla comunità. Sarà l'occasione per presentare anche il calendario della parrocchia per il prossimo anno.
Maggiore attenzione e sostegno finanziario agli oratori parrocchiali e non nella prossima legge di bilancio regionale, lo chiede in una lettera inviata al presidente della Liguria il consigliere Claudio Muzio. Queste sono realtà educative che svolgono un fondamentale servizio sociale a valenza pubblica e a sostegno di tanti ragazzi e delle loro famiglie, spiega il segretario dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Nel 2010 erano stati finanziati dalla Regione 600.000 euro, ma questi fondi sono ormai esauriti, come ha ricordato recentemente in una dichiarazione ad Avvenire Don Alberto Gastaldi, incaricato per la pastorale giovanile della Regione Ecclesiastica Ligure. Per questo Muzio chiede alla Giunta Toti un impegno concreto per ripristinare questi stanziamenti. E torniamo a parlare di scuola. Nella settimana che ha visto l'inizio delle lezioni in tutti gli istituti liguri c'è una novità nel panorama formativo del Tigullio e di Chiavari in particolare. Dopo anni di assenza ritornano i corsi serali offerti dall'Istituto in Memoria dei Morti per la Patria. 2 i percorsi formativi attivati, uno per ottenere il diploma di geometra e l'altro per diventare ragioniere. Una trentina ad oggi gli iscritti. Siamo andati a vedere. Credo che sia un'opportunità di poter dare la possibilità a delle persone che non hanno per differenti motivi potuto studiare, voluto studiare, di rimettersi in gioco per ottenere un titolo di studio, per crescere comunque umanamente e professionalmente. Ad oggi quali giorni in cui si svolgeranno le lezioni, con quali orari? Allora, per ora siamo in orario provvisorio, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 21, poi partirà a brevissimo quando avremo l'organico docenti completo, l'orario definitivo dalle 17:30 alle 21:50. Quanti sono ad oggi gli iscritti? C'è ancora la possibilità di poter intraprendere questa sfida che lei diceva? Assolutamente sì, gli iscritti sono abbastanza, sono circa 35 persone, qualcuno si sta ancora aggiunto stasera. Quindi sono molto felice che possano aumentare ulteriormente. Ci sono già delle persone che fanno solo l'ultimo anno, che quindi hanno la possibilità subito di avere il diploma, almeno ce lo auguriamo, di prepararli in modo tale che abbiano il diploma, e altri che hanno storie un po' differenti, provenienti da altri istituti, provenienti magari da altri indirizzi, che verranno inseriti a seconda dei crediti formativi che presentano nei vari periodi, o nelle nostre classi, diciamo, del diurno sarebbero le terze o le quarte, nel serale si chiamano periodi. Questa è un'opportunità di futuro, di un futuro migliore, e anche una sfida per queste persone che comunque con sacrifici dovranno affrontare un percorso di studi contiguo alla vita lavorativa in alcuni casi. Sicuramente, io credo che non sia solo il discorso del pezzo di carta, del titolo di studio, ma del desiderio di mettersi in gioco, perché quella è la cosa più importante. Affrontare una nuova esperienza di vita, magari con dei figli, dover studiare anche con loro nel corso normale, loro nel corso serale, è un modo per crescere. Io penso che si possa crescere sempre. Corsi serali che ripartono anche all'Istituto Liceti di Rapallo per conseguire il diploma nell'indirizzo economico sistemi informativi aziendali e in quello elettrico-elettronico. Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì, indicativamente con orario 17-21:30. Docente referente la professoressa Valentina Cordara. Le iscrizioni restano aperte fino al 15 di ottobre. Per informazioni ci si può rivolgere alla scuola o contattare il numero 0185 63 93 6. E c'è tempo fino al 10 di ottobre per presentare la domanda di iscrizione ai progetti del Servizio Civile Nazionale che il Villaggio del Ragazzo mette a disposizione nel 2019 e 2020 per i giovani che non abbiano compiuto i 29 anni di età. 5 quelli che sono stati presentati. La domanda alla selezione e la relativa documentazione vanno presentati esclusivamente online attraverso la piattaforma DOL, domandaonline.serviziocivile.it, a cui si può accedere solo con lo SPID del Sistema Pubblico di Indennità Digitale. Informazioni anche sul sito del Villaggio del Ragazzo www.villaggio.org. La cronaca sul nostro sito deleradiopace.com. A Lavagna avevano con sé diversi attrezzi atti allo scasso e una grande quantità di merce da lavoro di provenienza dubbia. I 3 uomini, tutti originari di Napoli, di età compresa tra 43, 30 e 25 anni, che i carabinieri della compagnia di Sestri Levante hanno fermato nella notte di giovedì a Lavagna nel corso di un controllo. I 3, tutti già noti alle forze dell'ordine e con precedenti penali, non hanno saputo giustificare la presenza nel bagagliaio di un considerevole quantitativo di attrezzi da lavoro, tra cui trapani, avvitatori, flessibili, despugliatori, soffiatori e misuratori laser.
A bordo del veicolo sono stati rinvenuti anche numerosi arnesi atti allo scasso, tra cui cacciaviti e un piede di porco. Infine, gli uomini dell'Arma hanno accertato che il conducente si era posto alla guida con patente sospesa a seguito di un incidente stradale avvenuto a maggio. I carabinieri hanno motivo di ritenere che l'attrezzatura sia a provento di furto e pertanto l'hanno posta sotto sequestro. Si è svolto oggi in Liguria lo sciopero regionale degli addetti degli appalti ferroviari. Si tratta di lavoratori che si occupano della polizia di treni e delle stazioni, della ristorazione a bordo treno, del servizio di assistenza a disabili e della piccola manutenzione delle officine. I sindacati chiedono una soluzione contrattuale che dia stabilità al settore, garanzie di reddito a lavoratrici e lavoratori e treni e stazioni puliti ai viaggiatori. E la FIAB Tigullio Vivi in Bici organizza una giornata dedicata ai grandi temi del clima e della salute in concomitanza della settimana europea della mobilità sostenibile. Sarà domani pomeriggio a Seste Levante, articolata in 2 momenti principali, una pedalata e un incontro. Sentiamo. Il clima, la salute e come l'utilizzo della bicicletta possa giovare sia al nostro organismo sia a ridurre le emissioni di CO2 e azzerare l'impatto ambientale. Questi i grandi temi che animano la giornata organizzata dalla FIAB, che inizierà con la tradizionale pedalata da Sesti Levante a Lavagna e ritorno e continuerà con l'incontro Bici e Salute insieme al dottor Luigi Miglio. Il tema clima è un tema posto all'attenzione dagli interventi di Greta Thunberg e dai ragazzi che stanno seguendo il suo esempio. È importante, molto importante, emergenziale. Riteniamo che si debba assolutamente fare qualcosa per diminuire anche nell'ambito della mobilità l'impatto dei motori termici sull'ambiente. L'altro tema salute riguarda più la persona e appunto sappiamo da tanti studi e ce lo dice anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità che del movimento poco e non intensivo, quindi moderato tutti i giorni fa assolutamente bene. La pedalata è stata intitolata quest'anno Tutti in bici per il clima, proprio per sottolineare la situazione emergenziale del clima. Come sottolinea la FIAB, secondo l'Agenzia Europea dell'Ambiente abbiamo solo 12 anni per ridurre le emissioni di gas serra e il primo settore su cui intervenire è quello dei trasporti. È anche vero che bisogna partire un po' dall'individuo, quindi non solo il muoversi ma anche le scelte energetiche, alimentari e quant'altro. Poi ci sono i grossi temi che devono affrontare le amministrazioni pubbliche, questo senz'altro. Ed esordirà il 29 settembre il nuovo servizio bike bus di ATP con partenza da Genova Brignole. Il primo appuntamento è stato organizzato in occasione di Antola Bike e permetterà agli appassionati delle 2 ruote di partecipare alla manifestazione con il trasporto in autobus. Quando il servizio entrerà a regime si potrà prenotare il servizio per gruppi organizzati che intendono raggiungere le piste ciclabili e gli itinerari di tutti i parchi regionali. Se l'iniziativa incontrerà il gradimento degli sportivi verrà riproposta anche in altre occasioni, potendo diventare anche un appuntamento fisso nel fine settimana. Una merenda per Daniel è l'iniziativa che si svolgerà domani pomeriggio a Carasco. Un gruppo di volontari si sono attivati per organizzare un momento di festa e raccogliere offerte a sostegno di Daniel, il bimbo della Costa d'Avorio che negli scorsi anni è stato seguito nelle cure per una malformazione cardiaca nella missione focolarina di Man e che grazie alla generosità di tante persone è stato accolto e curato in Italia. La famiglia, ora in Africa, ha bisogno di aiuto concreto per garantire al piccolo la prosecuzione delle cure e la frequenza alla scuola. L'appuntamento dunque domani pomeriggio alle 16 nei giardinetti di Carasco con merenda e animazione. E inizia domani la 3ª edizione di Medioevo e Mistero a San Martino di Licciorno, la 2 giorni di festa a Prato Sopra la Croce di Borzonasca. L'evento è organizzato dal Circolo Acli Amici di Sopra la Croce e dal Consorzio Ospitalità Diffusa del Parco dell'Aveto, ha come fine primo la salvaguardia della chiesa di San Martino. Vediamo. Un campanile che svetta tra la vegetazione del bosco, con una parte dei resti dell'abside e delle mura perimetrali. Questo è ciò che rimane della chiesa di San Martino di Licciorno, costruita nel XII secolo dai monaci benedettini di Borzone e tradizionalmente riconosciuta come la parrocchia più antica della valle. È la salvaguardia e la valorizzazione di questo luogo alla base dell'evento Medioevo e Mistero a San Martino di Licciorno, organizzato dal Circolo Acli Amici di Sopra la Croce.
Il sabato 21 di settembre, in cui abbiamo organizzato un trekking che parte da Sopra la Croce e arriva prima di tutto la prima tappa a San Martino di Ricciorno, proseguendo si arriva al Volto Megalitico, che è una delle sculture rupestri più grandi d'Europa, fino ad arrivare all'Abbazia di Borzone. Invece domenica 22 settembre partirà dalle 11 del mattino con laboratori, bancarelle artigianali eccetera, con cucina tipica locale, in cui ci sarà anche il nostro piatto tipico di Sopra la Croce, che è la baciocca, e si susseguiranno danze medievali, circensi, illusionismo, magia, fino ad arrivare a sera con un aperitivo e lo spettacolo col fuoco. A supportare l'evento anche il Consorzio per l'ospitalità diffusa del Parco dell'Aveto, in prima linea per promuovere iniziative che permettano di valorizzare il territorio, conoscerne la storia e le persone che vi abitano. Per il nostro consorzio questi eventi sono un po' la spina dorsale, perché è il modo di fare turismo al di là dell'ospitalità, è un fattore di completare quello che è la bella ospitalità che le nostre tre valli, i nostri 5 comuni hanno sul territorio. Per cui noi tutte queste manifestazioni cerchiamo di sposarle, di dare una mano a tutte queste persone che hanno voglia e ci mettono cuore e sentimento nel fare questo tipo di attività, perché tramite queste attività noi facciamo conoscere il territorio, la sua storia, i suoi sentimenti e le persone che l'hanno creato, e questo è il valore aggiunto del nostro entroterra. Domani pomeriggio a Genova sarà celebrata una Santa Messa per la liberazione di padre Pierluigi Maccalli, missionario rapito in Niger un anno fa. La funzione si terrà alle 18 nella Basilica di Santa Maria di Castello a Genova, presieduta dal cardinale Angelo Bagnasco. Uno sguardo adesso ad altri appuntamenti in agenda per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per sabato 21 settembre. Nel suo 40° anno Radio Aldebaran festeggia con una giornata per ricordare la storia della radiofonia e il suo inventore Guglielmo Marconi. Dalle 8 alle 14 la radio trasmetterà dal Grand Hotel dei Castelli di Seste Levante, proprio di fronte alla Torre Marconi. Dalle 8 alle 12 il mercatino agricolo della Val Graveglia nel borgo di Concenti di Ne, con le bancarelle di prodotti tipici. Mercatino dell'antiquariato Anticaggi e Mue nel centro storico di Lavagna dalle 8 alle 19. Escursione al Passo del Dente e al Monte Mignano, organizzato dalla sezione Tigulia dell'Istituto di Studi Liguri e dell'Ascito Cuneo di Calvari. Ritrovo alle 8:45 al Passo di Romaggi, nel comune di San Colombano Certenoli. Mostra di icone russe alla Torre Saracena di Deiva Marina, apertura dalle 9 alle 13 in occasione delle giornate europee del patrimonio. Dalle 9:30 alle 12:30 apertura alle visite della Biblioteca Comunale di Santa Margherita Ligure ed esposizione di pizze al tombolo e libri sul merletto a Villa Durazzo. A Seste Levante si terrà la seconda edizione de Il viaggio di Elisabetta Farnese, la 2 giorni alla scoperta della Seste del Settecento. Alle 10 inizia il campo storico con varie dimostrazioni e mostre. Seconda giornata di Chiavari in Cosplay nel centro città, con tante attività e show incentrati sul mondo dei fumetti, film, serie TV e animazione in generale. L'inizio è alle 10, fino allo spettacolo serale in Piazza Fenice alle 21. Open Day della Scuola di Musica della Banda di Rapallo dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17:30 nella sede di via Paolucci. Stand informativi e prove gratuite con le società sportive del territorio al centro commerciale Ileudi di Carasco dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. All'Ospitalia del Mare di Levanto si terrà una giornata di studio dedicata all'archeologia dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Alle 17:30 alla Società Economica di Chiavari si terrà l'incontro con padre Mauro Armanino intitolato Liberi di restare e liberi di partire, l'utopia degli altri. Il dialogo è organizzato dall'Associazione Il Bandolo e moderato da Paola Pastorelli. A Santo Stefano d'Aveto in piazza Livellara, seconda edizione di Suoni di Solidarietà con i gruppi dei Boscaglioli. Alle 18:30 la prima esibizione con le motoseghe dei Boscaglioli, a seguire apertura dei stand gastronomici e il secondo concerto di motoseghe alle 20:30. In occasione della 26esima giornata mondiale Alzheimer, l'associazione Aima Tigullio organizza la proiezione del film Ella e John di Paolo Virzì. Alle 21 al Cinema Mignon di Chiavari. Concerto pianistico del maestro Gerardo Chimini all'Oratorio Sant'Erasmo di Sori. L'inizio è alle 21. Ultimo appuntamento del 28esimo Festival Musicale del Mediterraneo di Genova. Alle 21 al Teatro Duse il concerto del giapponese Tadashi Endo. Al Teatro delle Clarisse Rapallo si terrà uno show di cabaret con Andrea Di Marco, Daniele Raco, Enzo Paci e Andrea Carlini. L'inizio alle 21:30 e il ricavato sarà devoluto all'Associazione Arché, un dentista per amico.
Siamo alla pagina dello sport, 3 vittorie consecutive e tanta voglia di continuare a stupire. Per la quarta giornata del campionato di Serie B, la Virtus Entella farà visita al Pescara in uno stadio nel quale in cadetteria non hanno mai vinto. Fischio d'inizio alle 15, sentiamo come la squadra si è preparata da mister Boscaglia. È una partita difficile, complicata come tutte le partite di Serie B. Andiamo lì naturalmente per cercare di fare la nostra partita e portare a casa punti importanti. Dobbiamo sfruttare questo momento positivo, ma sappiamo che di fronte abbiamo una squadra forte, organizzata, un mix di giovani e meno giovani molto interessante, che giocano un bel calcio, molto propositivo, e quindi abbiamo una brutta gatta da pelare. Dall'altra parte ci siamo noi che comunque vogliamo continuare la nostra striscia positiva e naturalmente andremo a Pescara per fare punti. Si entra in un trittico importante, mister, 3 partite in 8 giorni, le chiedo se sta pensando a un po' di rotazioni, se in generale in queste 3 partite ci saranno. No, allora sfatiamo anche questo tabù, perché io devo mettere sempre la squadra che secondo me in quella partita è nelle migliori condizioni. Quindi la rotazione avverrà solo se naturalmente ci sarà qualcuno che vedrò stanco di quelli che hanno giocato prima e lo tireremo fuori, ma se tutti stanno bene io cercherò sempre di mettere la squadra migliore in campo. La rotazione è fisiologica, è naturale, perché in 7 giorni fare 3 partite e soprattutto con questa temperatura, perché ancora c'è veramente tanto caldo, nonostante martedì poi si giochi di sera, dobbiamo stare molto attenti al recupero dei giocatori, che diventa molto complicato, e quindi ripeto, noi metteremo sempre la squadra che secondo noi in quel momento è la migliore per affrontare la partita e per vincerla la partita, senza pensare facciamo riposare questo. Se un giocatore sta bene non va affatto riposare, se un giocatore sta bene, non devi pensare alla prossima partita, perché per noi la partita della vita è quella, la prossima, è quella di sabato. 3 atleti del Centro Studi Discipline Orientali di Lavagna hanno ricevuto dal CONI la medaglia di bronzo al valore atletico per i risultati agonistici conseguiti nel 2018. Sono Alessia Pomes, Roberta Rossi e Simone Mangiante. L'onorificenza verrà consegnata loro nel corso della cerimonia in programma nelle prossime settimane a Genova. Ritorna in Liguria dopo 4 anni di assenza la Milano-Rapallo, corsa ciclistica internazionale Under 23 ed Elite, considerata la classica del ciclismo dilettantistico. Si correrà domenica 6 ottobre lungo il tragitto di quasi 200 km tra le province di Pavia, Alessandria a Genova e arrivo sul lungomare Vittorio Veneto a Rapallo. Tra i tanti partecipanti anche una coppia di ragazzi ventenni di Rapallo, Daniel e Patrick Nastasi, che correranno nelle fila del team Cinelli e oggi hanno incontrato il sindaco. Ed è stata presentata questa mattina a Rapallo la prima edizione della Marcia della Salute organizzata dal Lions Club Rapallo Host per sabato 28 settembre. Si tratta di una camminata non competitiva con 5 percorsi ad anello di 1,4 km per un totale di 7 km, tra cui i presenti possono scegliere. Al termine di questa i partecipanti potranno usufruire della consulenza gratuita di 5 medici specialisti in cardiologia, nutrizione, geriatria, diabetologia e podologia. Lo scopo dell'evento, oltre che di trascorrere una giornata in compagnia, è quello della promozione di uno stile di vita sano, caratterizzato dall'attività fisica per prevenire molte patologie cliniche. Per chi volesse partecipare, dunque, la partenza è sabato 28 settembre alle 15 da Villa Porticciolo di Rapallo. In chiusura uno sguardo alla nostra programmazione, questa sera la nuova puntata di Noi Chiesa, vediamo in anticipo i titoli. Tutta la Val Fontanabuona ha accolto l'immagine di Nostra Signora dei Miracoli, rientrata a Cicagna dopo il restauro. Le corone poste sulla Vergine e sul Bambino sono state benedette dal cardinale Angelo Bagnasco. Un cammino di fede condiviso e aperto. Il desiderio di Don Alberto Gastaldi, neoparroco della comunità di San Giuseppe dei Piani di Ria a Chiavari, sarà aiutato da Don Andrea Buffoli. Domenica pomeriggio la consegna del mandato ai catechisti della diocesi, l'appuntamento alle 15:30 in cattedrale, l'invito di quest'anno: date voi stessi da mangiare. Il crocifisso, cuore della vita e dei rapporti fra le persone. Borzonasca ha rinnovato la devozione alla Santa Croce, profondamente radicata nella comunità. La salvezza dell'uomo passa attraverso il sacrificio di Dio sulla croce. Lo ha ribadito il Vescovo durante le celebrazioni in onore del Santo Cristo nella Basilica di Santa Maria di Nazareth a Sestri Levante. È atterrata in Perù Martina Podestà, giovane della parrocchia di Graveglia. Aiuterà Giulia e Danilo Roccati nella missione di Cuzco, dove con l'operazione Mato Grosso hanno avviato una scuola di falegnameria.
La festa di fine estate della parrocchia dei Santi Gervasio e Protásio ha animato il lungomare di Rapallo. Al centro il desiderio di aprire le porte della chiesa e organizzare un evento nella città e per la città. È tutto per questa edizione di Tigullio Oggi. L'informazione torna domani mattina alle 9 con la nostra rassegna stampa sul canale 187 Telepace News e poi alle 12:45 la prima edizione di Tigullio Oggi. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.